Lunedì a Favara, in Piazza della Pace, si è svolta la giornata dedicata alla sensibilizzazione, prevenzione e sicurezza stradale con una serie di iniziative che hanno coinvolto diverse scolaresse promosse in tandem con le associazioni e l'Automobile Club di Agrigento. Tra le prove alle quali si sono potuti cimentare i ragazzi è stata quella del tappeto simulatore del percorso stradale con particolari occhiali 3D con i quali è stato possibile ricreare una guida sotto l'effetto di alcol e droga. Previste anche simulazioni di alcol test da parte degli agenti della Polstrada. Qual è il senso, il significato di questa giornata? Il significato di questa giornata è racchiuso proprio nella denominazione che è stata data dall'ONU ed è la giornata al ricordo delle vittime della strada, quindi la memoria, il ricordo che serve per mettere un punto di inizio, non di fine. Non è che ricordare le vittime della strada deve essere mettere un punto di fine, ma deve essere il punto di fulcro iniziale. Da qui dobbiamo partire per fare prevenzione a tappeto, è quello che noi come associazione stiamo facendo. Ieri abbiamo celebrato dal punto di vista spirituale questo evento e oggi invece lo stiamo celebrando in maniera fattiva abbiamo portato i ragazzi qui a Favara alla Piazza Pace, abbiamo portato il crashing test che è fare provare proprio ai ragazzi sulla propria pelle l'impatto, le conseguenze che possono avere se trasgredendo le regole del codice della strada causano degli incidenti stradali. Quindi questa giornata, la seconda giornata, la stiamo dedicando alla prevenzione e sicurezza. Lei ha perso un figlio a causa di un incidente stradale. La sua vita com'è cambiata? La vita cambia pure il tono di voce quando si parla di questo argomento, perché la vita viene rivoluzionata, è uno tsunami interiore che si riflette anche esteriormente nella famiglia, perché sono quelli più vicini che avvertono questa differenza, cambia tutto, cambia l'essenza, proprio si ricomincia una vita diversa. Diciamo che ci si adatta a questa nuova vita, però noi dell'associazione, anche grazie al sostegno del gruppo AMA che ci collabora, diamo sostegno appunto a queste famiglie che si trovano in questa circostanza, perché non è facile, è un rimettersi all'impiedi quotidianamente. Siamo come dei birilli, dei birilli in balia a traumi anche piccoli incidenti ordinari nella nostra vita in noi possono creare proprio tsunami, appunto, delle deviazioni proprio, e quindi dobbiamo stare sempre in guardia. Questo evento, questa iniziativa per te cosa rappresenta? Cosa vuol dire? Rappresenta una cosa molto importante, perché comunque ci sono molti incidenti anche a causa di ragazzi che non conoscono, diciamo, il limite della velocità, oppure anche, diciamo, i pericoli che ci possono essere in strada. Questa iniziativa è molto importante appunto per dare consapevolezza soprattutto ai giovani che comunque sbagliano molto spesso. Per me questa iniziativa è molto importante perché molti ragazzi della nostra età che si imparano a guidare, si mettono su strada per la prima volta, devono essere consapevoli dei rischi e prevenire ogni possibile incidente. Per te essere qui questa mattina cosa rappresenta? Qual è il messaggio che intendi lanciare ai tuoi coetanei? Sì, oggi essere qui è una giornata molto importante, perché siamo nella fascia d'età in cui possiamo fare più sbagli e sbagliamo più facilmente. Voglio ricordare a tutti che mettersi nella strada quando si è bevuto è una cosa proprio ridicola, perché ci sono molte scelte, si potesse fare anche se qualcuno beve, non guida, e lasciare la strada libera, perché equivale per la nostra protezione e per la protezione della gente.